Saluto, visto che siamo che più di un'ora di ritardo da parte mia e dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale di Ghilarza è molto sensibile al tema legato alle nostre tradizioni e alla nostra lingua. Abbiamo capito, ormai noi da più di 6 anni amministriamo questo paese, ma come tutti credo abbiamo capito che non si può far crescere un edificio senza prima realizzare delle buone fondazioni, così come non si può pensare di far crescere qualsiasi tipo di pianta se prima non sono cresciute delle buone radici. Quindi mantenere la nostra cultura, le nostre tradizioni, soprattutto la nostra lingua, credo che sia la cosa fondamentale, prima di pensare a qualsiasi altra cosa. Per questo abbiamo collaborato con l'associazione Poetas Improvvisadori, che ha sede nella nostra bellissima frazione di Zuri, per mandare avanti questa nostra tradizione. La poesia non solo c'è la possibilità di tramandare la nostra lingua sarda, raccontare il nostro passato, ma il poeta si può anche permettere, perché lui è consentito, anche di dire le cose che non vanno bene fuori dai denti, quindi ha anche questa possibilità in più di eventualmente protestare in questo modo anche molto bello e artistico, direi. Quindi grazie anche agli organizzatori, in particolare al presidente dell'associazione Celestino Mureddu, e grazie a tutti voi di essere qui intervenuti. Spero possiamo dibattere e sentire delle cose interessanti su questa nostra importante tradizione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Anche io porto i saluti dell'ente che rappresento. Sono Serafino Corrias e appunto rappresento la nostra provincia di Oristano, ho la delega per la cultura e per la pubblica istruzione. Devo subito dire che ho un grosso rammarico, ma lo faccio vista la platea, non mi avventuro a parlare in lingua. Non lo faccio soltanto perché da quando, da circa un anno, ho questa delega, mi sono in qualche modo ripromesso di imparare la lingua sarda più di quello che so adesso. E allora, siccome il livello raggiunto sino ad oggi ritengo che non sia adeguato per la platea alla quale oggi mi rivolgo, per il momento mi astengo, ma vi faccio una promessa solenne: la prossima volta cercherò veramente di parlare la nostra lingua, la lingua madre, quella che voi tutti ben conoscete e sono certo che parlate molto bene, anche perché queste sono occasioni veramente importantissime per far sì che della nostra lingua sarda, della cultura sarda, si parli veramente a 360 gradi. Per cui il mio saluto va a tutti gli illustri ospiti. Vedo veramente qua oggi una platea di poeti, di cantadores, di studiosi e di tantissime persone che veramente hanno fatto dello studio della lingua sarda quasi una loro stella polare. E allora mi inchino veramente a tutte queste persone che stanno dando veramente il massimo affinché la lingua e la cultura della nostra isola sia portata al massimo, soprattutto tra le giovani leve. Noi come provincia stiamo facendo in questo senso un grandissimo sforzo grazie a Suffizio della Lingua Sarda. Abbiamo creato in questi ultimi anni, grazie alla legge 482, una serie di importanti iniziative che hanno consentito di andare nelle scuole. Abbiamo visitato quasi tutte le scuole medie superiori della nostra provincia, sono stati circa 4.000 gli studenti che in
qualche modo hanno sentito parlare in sardo, e anche in questo tavolo ci sono tantissimi studiosi che hanno dato quel qualcosina perché soprattutto dalla scuola il sardo si potesse conoscere. Poi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo creato alcuni comuni che hanno aderito al nostro progetto. Abbiamo fatto Sartiese desa Lingua Sarda per i dipendenti, ma anche per tutte le altre persone che dei comuni volevano in qualche modo appunto parlare e discutere della nostra lingua. Per cui io sono certo che da oggi veramente possa proseguire un cammino ancora sempre più lungo, perché di lingua e di cultura sarda si parli sempre e tutto l'anno e non solo in situazioni come quella di oggi. Per cui un applauso va all'associazione, al nostro presidente Celestino Muretu, ma anche a tutte le altre persone che con lui appunto tutti i giorni collaborano. Io sono reduce ieri da Samogheo, dove è stata appunto dedicata una piazza al giovane militare Luca Sanna, che è deceduto un anno fa in Afghanistan, e il padre ha fatto una cosa davvero molto bella, ha voluto dedicare l'opuscolo che ho qua, scritto tutto in lingua sarda, al figlio, e ha voluto donare questo libricino a tutte le persone che erano presenti ieri a Samogheo. Veramente un bel gesto, un gesto nobile, e tutte le poesie sono scritte in lingua sarda a perenne ricordo del suo figlio che ha dato la vita in una missione di pace. Per cui io credo di poter chiudere in questo modo, farvi gli auguri affinché, e ne sono certo, che questa serata sia davvero ricca di spunti molto interessanti, affinché la nostra lingua e la cultura sarda possa essere ancora parlata e studiata per sempre. A te Rosanno, un saluto a tutti. Come cominciamo la presentazione del sguardo della cultura nostra, Attilio Leccheri, vice sindaco di Dumaiore, suonatore del Triangolo, e Tino Mede, suonatore slumbarino di Dumaiore, e Paolo Virgis, suonatore del Sorganetto, suona sul ballo della Quintrozza di Dumaiore. Non lunaro con orgoglio che sia di Dumaiore, non sul ballo sul bello della Sardegna, veramente. Come ascoltiamo sai.
parla della Quintrozza e di Maiore, c'è funzione religiosa che diventano folklore, capito come si parla, pare quasi la gente come si muove in un modo quasi bello che va a aumentare su corso di un rizzolo murmuttoso, che non si chiede magari su modo serpentino di si muovere finché di arrivare a un luogo di una fontana sacra o seguire la funzione religiosa. E questo è il ballo della rasecare del Maiore. Prima mi pare doveroso di ringraziare la gente che è presente, perché narra che la presenza della gente tiene d'accordo la cultura sarda e la che non tiene in vita. Poi ringrazio l'amministrazione comunale di Ghilarza, che abbiamo sempre tribagliato e collaborato vari, poi il buon risultato dei programmi che noi siamo supposto del Vagro di mandare adelante. Ringrazio l'assessore provinciale della provincia di Stanis, che non ha sempre dato una mano di azzurro, deve aver abbinato sempre che deve fare sempre in più per la cultura sarda, ma sul futuro adesso è mastro magari ad fare in più sul futuro. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, la cantina sociale di Campitano, Nino Loddo e tutti gli altri che hanno partecipato a questa risultata. Sono collaboratori dell'associazione Poetas Improvisadores, sono presidente dell'associazione Greca Unita, associazione archeologica Orgono, che non ha dato una Valle da Mano e tutti gli altri amici che hanno collaborato con un buon risultato di questa manifestazione nostra. Che abbiamo intitolato, unidos con la festa della cultura di Ghilarza, a Maios Antigos. A Maios Antigos regnados in coro. Che sono questi sono Maios Antigos. Sono incantato sempre sul mano nostro, a gara di poesia, che ancora prima di che la vigare di governo a livello di spettacolo del 1896 in Sardegna che non sono gara di poesia. Posso tornare sempre che da mia a memoria di uomini del 1870 in Sosolto del ricco, specialmente della dama di origine polonese che signaria la donna Maria Antonia Natter, una grande appassionata di poesia, torna a narrare del 1870 fai una salgata di poesia, ma andiamo los teracos que sos cardos, vocatire los poetas de Ateralbitas, de ogni sabato zero, cominciando del verano, a tutto l'estiu, in vita nostra per una salgata di poesia. Poi, ti ripeto, che era applicata a livello di spettacolo, del 1896 ha tenuto una fortuna immensa, fino al 1902 che salgata di poesia ha tirato tutta la Sardegna. Salvo errore, quando intendo dello collega Almano, di Desi Bernardo, dello Giatters Prima di Isola, di Mario Masal, solo in Sisola di Sant'Antioco non ha fatto la gara di poesia. E non fu da fare una notte. Fu di 3 notti al Deveste, fu tutte 3 notti e la gara di poesia. Ha visto Hitler in Sardegna come Timputo Maiore, Mario Masal e Desi Bernardo mi hanno cantato 7 volte a sola con richiesta la gara di poesia. Poi siamo arrivati fino al 1932 sul fascio del Corpo Consigliero ha proibito questa gara di poesia con sfruttando la popolarità dello poetas. Sono segretario del suo partito de canto ogni dia questa gente interessata queria che sono poeta se ne ha fatto propaganda per il partito in sola. Questo a me da poeta non è andato e poi hanno fatto questa proibizione poco in banno, la gara di poesia sono state firmate in Sardegna, poi hanno ripreso un grande viaggiere, ad esempio, del suo popolo sardo, che la preferia più di ogni altra cosa. Su 1920, che se non va bene, è nascita la gara chitarra, salvo errore è nascita la prima gara, l'hanno fatta in un anno. E questo lavoro, grazie a Dio, è andato adelante ed è ancora un spettacolo preferito in tutte le spiagge della Sardegna. Capite la Sardegna, Pepe da Mare, Solfizzos e sus artistas suos, come los artistas aman sa terra sua, come che hanno vedere caso, queria Mellicoros può chiamare, e la Sardegna pure è una mamma amorosa e ama Solfizzos suos, e Solfizzos ama questa terra e la difendono. Si estini da sardità antica, che il vestire da sardità antica non è essere né più ruzzos e né più incivile, giusto dimostrare che siamo sardos, a fare danni sardo,
a cantare in sardo, a ballare in sardo. Queste sono le cose che dobbiamo fare per difesa nostra. Come possiamo difendere noi questa cultura nostra? Che adesso sono mezzo cose alle scuole, all'interno delle scuole. Poi se andiamo a preguntare un visetto appena diplomato perché 8 anni, chi è un famoso poeta di Sardegna, Peppino Mereu, Paolo Mossa, non lo conosco. Non conosco i suoi eroi, che sono sacrificati per difendere questa terra, los che hanno versato lo sangue in solo, sul generale Mosino, sul generale Manca, non lo conosco, la storia sarda, chi è che la conosco? Poi in scuola, noi, come figli di Sardegna, non dobbiamo conoscere la storia del hermano nostro, del che è successo in questa terra nostra. Sul giornale sardo, della cultura sarda non te fa edda, siamo reclusi di ogni cosa. Poche cose danno la prestazione di ogni cosa, invece con la cultura sarda, questo giornale non stiene manco una riga. Speriamo che queste mezz'ora che si andava avanti difendendo e giochiamo con noi. Può essere lungometa che so venire con 2 versi dell'isola della fortuna di Paolo Mossa, su schinare, poi scritto 2. Padros e giardinos sollevan de profumos nell'amore. Allegros fuzzonettos in tuttue cantando un pare, formano festinos, e in tuttue rizzolos cristallinos rinfiscan sa campagna fiorida. Vida de paradiso es questa vita e cui te tardamos a andare. Ma noi non vedremo andare, si sulla sua fortuna, è la Sardegna nostra, dobbiamo scurare questa terra. Tiene conto se piantas, poder sul frutto saporito. E non lo può stare noi, vestito da vera sardinale, con questa povenito. Forza varia se difendiamo su nostro. Buonasera a tutti. Sicuramente mi brigata sempre che devo poeto italiano o poeto in sardo. Però poeto sul sardo che ho imparato te vicindetto, sul sardo che ho imparato babbo mio e mamma mia. Questa è una cosa importante. In questo tempo, quando il maestro della scuola sia babbo e mamma, e in questo tempo sul pruso del maestro proibito ai figli e ai altri di guardare in sardo. Invece prima, in domo mia, non ti guardavo sempre in sardo, io preparavo sull'aragogliese e fu in aragogliese. Questo dibattito all'uso della lingua sarda è importante. Su che volete Muredo è troppo giusto, la decadenza delle gare poetiche, poi da Vizzocco non ti danno a bluso, dei non derivano. Soldato che non conosce sul sardo, non questiona sul sardo, non comprende sul sardo, e dunque non pianta la gara poetica. Se va in media, deschianta la gara, se tutto su anzianotto, o anziano media come te devo. E sai che tocca da fare? Tocca a tornare a muovere una battaglia a fermare questo sardo. Quando devo fatto in prima versione in regione, a lei 26, fu impossibile anche con la scuola in mezzo. Quindi sull'uso che si poteva fare in questo tempo, si poteva a lei 26 come te li ho fatte. Poi da con tutto, chi ha scorso la scuola, e sarà sul governo di iscurcuricata, non era sentita, bocciata e non fu passata. Però deve essere sai come, e non lei non sa che tante possibilità di spurmare a me, sa lei 482 già tante possibilità. Dunque, come pruso che dipende dai lei, dipende dai nostri sardo, a guardare in sardo, a pensare in sardo e a difendere sul sardo. L'imperendesi è d'uso complesso, è questo che usavo voi in italiano, complesso, che non è tutto l'uso complesso grafici.
complesso di inferiorità, guai a noso, che si intendeva inferiore all'altro, ma è pericoloso meno il complesso di superiorità. Esiste questo muro, tutto su che è sardo è vero, su che non è sardo è male. E se sbagliamo una cosa, è sacra, noi usiamo per difendere la lingua nostra e dunque senza pensare che si usano né meno né più dei altri, noi dobbiamo la parte nostra e la parte solo. Sul dibattito di oggi è importante questa questione della gente che porta da come tenente in vita Pistocco Umberto, porta Pistocco Umberto, del bambino antropologo, non mi parlo né di tutti i discorsi che si deve tirare dei relatori, che no, deve essere più lunga e la gente si fa. Il bambino mi ha raccontato una frase bella che ha del medico, che ogni volta, questo è italiano, questo mi dà racconto italiano, dopo, ogni volta che manca una parola è come se dal cielo mancasse una stella. È una frase bellissima che mi piace troppo da raccontare. Bambino è sublime che stiamo da noi e che stiamo da questa poesia sarda, improvvisata, dei cani. Se voi vedete da Coronzo, che voi vedete invece di questa tutto, e questo è tocca parlare italiano tutto, i luoghi comuni sulla lingua sarda. A tutta cosa in sardo, come ti pare i luoghi comuni, il Zazzarotto schiaccinante sulla lingua sarda, il latino, l'orci comune, in greco topos, che topos si dice che sono le cose che si dicono sempre. Molti di questi luoghi comuni sono giusti, molti altri sono nettamente sbagliati e Coronzo parlerà di questo. Invece Michele Vinna è fissato con un tema importante che è la sovrania, l'invasata e sovrania, ognuna ha la sua parte sua, e cominciava con un bambino che Cristiano Peccio, voi devo dire che personalmente è uno dei plus che mi interessa, mi si occupavo sempre. Aspetto particolare che vedi, sa limba sarda, sul sardo della poesia sarda. Non è vero che questa poesia sarda è la limba della poesia dei caras poetica, non è la limba delle sue idee in particolare. È una lingua letteraria, come la lingua di Omero, questo deve parlare l'italiano, sull'invaso dei poemi omerici, dei Sivile e dell'Odissea. Non è stato, su greco, non è stato questionato mai in nessuna parte, né in Arcadia, né nelle isole Egee, da nessuna parte. È una lingua letteraria che prende un po' da tutte ed è una grandissima creazione artistica e letteraria. La lingua della poesia sarda è una lingua letteraria e ha un'importanza letteraria di questo poema da Beccio. Prego, Bandito. È davvero agradecito questo compito che hai dare oggi in Ghilarza di questa poesia sarda in mezzo a poetas, e per questo tornamos grazie a questa associazione, a suo sindaco, a suo assessore di San Provincia e a voi tutti che siete intervenuti oggi a questo appoggio. Io voglio cominciare con una domanda: ma da dove viene questa parola quando i poeti cominciano a cantare in questo canto a volo? Voi spessatevi bene entro il coro vostro, da dove viene questa parola? Parola la usiamo noi pure, potremmo usare un vocabolario umano, ma questa parola non viene giusta a fare che verso, a fare che rotava. Dunque, se sono poeta parola non canta a noi, sì, qual è il suo dono? Come succede che isso sono
musica nada è dalla intro, sa parola giusta. O sa parola scorre a volo e la stenene, come intesinarata, che sa parola sono i saghera, e la stenene con la faccia sua. Può essere dei sonatesi. Io penso che sa parola sia dentro queste entragne. E isso che hanno chiamato a questo compito importante di suo canto, la parola la cattano a sé. Ma non pensate che la parola è negai, è diretta, si la deve inchircare. È una guerra manna. A voi può fare che su poeta in 38 secondi, in 48 secondi, a su massimo in 1 minuto, resessi a comporre sottava. Noi non abbiamo su, non pare che le parole gli sono venite, dai, di mente sua. E uno fa che è vero questo, che sono in Mutavona, ma invece batte una guerra, che sa parola è il malapennere. La parola si cuota, bisogna dei schilo e squadra e della ocare a pizzo. Poi potete narrare ciò che dovete cantare. E in questa guerra di questa parola este prima, questa parola la deve schercare e deve bene di sé. Poi deve scomporre il suo verso, non basta che tu accatti questa parola, la deve scombinare chissà la parola, poi anche il verso. E poi deve accattare la rima, e bisogna che non sia una rima forzata e che non sia una rima in questo participio passato, che tutto inizia che rima chincolato, passato, torrato, e è facile. Ma come invece riscoprire rima che noi in sé, che a noi si noi in sé, e che sono cercata può spiegare bene il suo sentito che i soschere e spiegare. E poi deve pensare pure a sottava e dunque a comporre 8 versi e tutto questo rispondendo a suo avversario. Stanno in tema, il suo tema che l'è stoccato, e stanno in tema e rispondendo a satiro che sta intratto in arreglio e in canto, magari cercandolo di lo toccare, pisichinnelo, e dunque è un compito umano. Se voi pensate su chi può fare, tieniti, e le sé, este una guerra manna, un invento umano che su poeta resiste a comporre con noi che ascoltiamo. E tenarono sos poetas che sono in Mutavona o che lì non si sentono, ma secondo voi dai te dipende che sono in Mutavona e te che narri in Mutavona che oggi mi sento di cantare e in Carchidia Mezzana non mi sento. Poi le scritte è poeta, la parola la conoscete ed è nel commente intrat in arreglio puro su sentimento, su sentito. Se questo tema li torrata e se non li torra se l'è stoccato un tema mezzano commente che lo compone. E dunque essere in Mutavona li naraiana o musa dell'icona e invocaian su Parnaso, ma su Parnaso non veste. O naraia cude non siamo tapporlo per una musa che mi ha imparato poesia, dai Adamo con nota la poi infusa, proprio la eterno la tenia, invocando a Deus. E su poeta si invoca da esse matessi
a cantare sul tema che mi tocca. Un'altra regno che mi pare di importo è sul pubblico, chi ascolta. Chi ascolta, come in teschi Sardegna succede chi comprende sa poesia, come che sia sua. E te sono tutto critico letterario. Non vi li seri da sardos, questa cultura, questo di intendere, se su poeta per esempio, che non ha sempre sta andando bene, e nada lambire come la ghirata, o invece poter narrare, mi pare che non mi metta poesia, o de narrare, mi pare che non ghira bene, pare che non ghira manca i se matessi. Tanti dipendere questo di noi, il pubblico che non siamo poetas, e che stiamo entrare in questa entragna della poesia e ne diamo solo giudizio e non questa è poesia arta, questa è media, questa è mezzana, tanti non veniti. Pompiate che non è una cosa diffusa meta questa, è una dote che amo noi sardos, che è un popolo dei poetas, attivos chi resiste fa che il verso e passivos chi non ha questo dono, ma ha questo dono dell'intendere, dell'ascoltare, della comprendere. Io servivo a che non mi confronto chi sono poetas e chi sono critico della letteratura italiana minaro, ma un pastore sardo della vita mia che ha fatto la seconda elementare comprende questa poesia del suo cantatore, come la può criticare una poesia italiana un critico che ha Natalino Sapegno, che ha Giuseppe Petronio, cioè sono stato il manno di questa critica letteraria, è sempre il miso dimannato, da uveniti, questo dono di ascoltare, di comprendere e di bigodire, che hanno su poeta in mezzo alle strofa, alle ottava, gira bene la regione che hanno lo concluiti e noi ci restiamo su meravigliati di questo modo di piccare la parola e di giocare in gioco poetico a pistos. Beh, tutto questo sono donos. E per ultimo, questo cantare sardo. Io ho provato che io una orchestra verso tenore, verso studenti, verso universitari, ho provato a cantare in italiano. Non so, aumentandomi le poesie delle Leopardi, potevo cantare in italiano e per narrare, cantare a tenore in una lingua che non è la lingua di solo. So io su questo mattesso, potete attonare pure, ma la parola non ha forza, la parola non torna chi si compra, chi si passa e chi si gioca, che non penso sono, che su canto e la lingua non è solo il senso della parola, è proprio l'immagine acustica li potremmo narrare, è proprio il giochetto della parola, è proprio la musica della parola che ha una identità sua che non potete essere creata che non altera. È solo cantare sardo, poi sì, i dite schizo tenore combina da modo suo. Che abbiamo inteso questo tenore americano, noi se l'ha visto, battos cantantes americanos hanno cantato in un stato americano imitando il tenore di Lino Pira. L'hanno ascoltato bene,
sono musicista, già visto, e hanno provato tante via e sono riuscito a imitare quasi giusto. E te non funziona musicalmente andava bene, so che non funziona proprio chi non mi sa parola sarda e chi ti sia da un invento tecnico ma non vi su sentimento si intragna vera di pico dire cantanne isso scantaiana per sanne si sono resistito se non mi sono resistito dunque scantaiana pompianesi e non va più sforza che t'hanno non sei sinto questa parola di suo suono e di questa musica per concludere saremo sul umano nostro e scusto a uve pote tannare questo dono nostro del suo canto del suo cantatore questa poesia a volo tutti schimos che non sono pus tempos passatos che non vi sposo e s'azzende c'è abitudine di cantare di intendere su canto e hanno bisogno di inventare come teachere non tanto può non perdere su campo ma come di sviluppare mezzi e questa è la preoccupazione delle associazioni poetiche e delle associazioni manna poetica sarda come resistere che se non cantano, se non va un momento di cantare se non va occasione se il suo canto si muore e si sa scurtare dessa gente che tanto vi provano e scoprire cana samuta e cantare canso dono che se no non potete essere un dono quattro che non si spreca dalla ora se nessuno vi prova e uno non valorizza poi l'abilità sua io mi dimando che abbiamo regalato tanta via di questa regno come organizzare lo scanto di poesia come tornare a cantare meta come per portare il Sara dai morire della leare in scuola a me mi piace aumentare sempre per noi siamo insegnato italiano nelle scuole e abbiamo mettere via sempre hai dato che sono spizzini che sono di Schempere, di poesia, di Leopardi, di Petrarca e di Pascoli e di Montale non sempre resistimos a eliminare la sospeziosi dessa poesia e testa virusa poesia e metterla insegnantes non compresi dessa poesia studiatos, preparatos laureatos, iscritos ma non compresa veri dessa poesia come dono mezzo su di questo che hanno in ogni scuola dico due poetas si scuola gli dato un tema a sogno a satiro e incominciano a cantare e scoprire com'è che nasce questa poesia come te nasce questo momento dai nuda dai suo motivo silenzio uno esce su tema sua si pensa e su che fine intendete come intende skinne dritta come intervesine la poesia questo è un dono chi sospezzino non hanno mai compreso che non l'hanno mai vista nascere la poesia
che gli insegnanti incominciano a narrarsi che questo poeta è scritto noi scuole, che questo poeta è pessimista, che questo è ergoi, che questo è ergai, e che non va a vedere nulla che sia poesia vera. E no, invece, sono spezzini, ascoltano questo mistero e questo miracolo, questa poesia che nasce. Grazie. Bambino, come mi aspettavo, una cosa bella, giusta e nata in modo bellissimo. Una cosa che mi fa pensare a una cosa che ha scritto sul grande filosofo Giovanni Battista Vico. Giovanni Battista Vico, vedendo di Omero, Omero è il simbolo della Grecia poetante. La Grecia dei tempi di Omero era un popolo di poeti. Il popolo sardo che segue, che ascolta e che comprende la poesia sarda e la poesia estemporanea improvvisata sarda è il simbolo di questo dono di natura poetico, è giusto su Gianna Contino. La gara non la fai su poeta via, la gara la fai su poeta con il suo pubblico, su poeta che in suo pubblico e ti canta. Due poeti sono tra i suoi, vuoi giocare, è un'altra cosa, non è una gara, è un gioco che vale pago. La poesia vera, la gara poetica vera, dei protagonisti, i poeti che cantano, è il popolo che comprende e segue, che ha in un modo che in un altro, che ha a metà l'ottava a già comprendere che non sta a finire, ma uso che porta una fenighetta del Brasile, questo va attraverso e non arriva da poter comprendere. Però, potete avere in magazzino canto, in Silleri cantava quando fu Pizzò, ma esatto, lo scuro, come te volete comprendere chi è cantante bene, chi è cantante male, e questa è una cosa troppo importante, e guai a noi che davvero Dio in Italia è l'unica regione che è questa cosa troppo importante, l'unica dopo che giocare a registrare in Toscana, ma è un'altra cosa, e poi un'altra riunione dice che sono Dega Zero, ma Dega Zero non arriva, è un'altra cosa, ormai è diventato pago del folklore, un attimo per in barzelletta, se voi due ottave a traisce, poi una per in barzelletta, non tiene nulla da qui, quando la poetica che non è folklore. Cioè la poetica nostra è un momento di vivi impari con la popolazione, impari con i poeti. Ecco qua. Come puoi da... Sardo, si è sardo e si è buono, sempre si limbadua a pas presente. Non si è schiacciato obbediente, vai dentro sa limba e suo padrono. Sa nazione che perde sul dono de sa limba, scompari lentamente, massimo finché essi dai mente, da sa scrittura e da sa regione. Sa limba de sos babos e de sos iaios nostros non la usades più nemmanco in domo, che povera e ruzza la creidese. Sia si scola non che la giudidese, però la diffunder menzor dal como, senza di sardizende a fizzor vostros. Buonasera a tutti. Mi chiamo Peppe Corongio e sono il direttore del servizio di Basar di questa regione, ho pago per il manco. Torno grazie ovviamente agli organizzatori del Sattovio, a suo comune, a sua provincia, vicino a voi sempre attento alla selezione di Basarda, e me da Celestino Moredo, che è uno appassionato di stare in Basarda, e sei contento me da ora, noi intanto di questo tempo su legge, ci dai fatta, passando in ira, so di alba a legge, in Campidano, per rompere ai noce, di Castello. Adesso sono lapunese però, adesso di questa provincia. Mi spiace cominciare con questo sonetto di Raimondo Vidas, citato voi altri conoscete sicuramente, poi da un manifesto quasi perfetto, e quasi arretrogato, è pieno di sostanza, proprio di questo argomento, non gli adesso manco un fuoco un proso di aggiungere, perché è tutta questa questione.
due è questione della limba, due è questione della tradizione, due è questione dei luoghi comuni, o dei zazzorodos, o ci dio leone casi, quando si narra la povera e rozza la creida, no? E due non fate due su problema, ma due commenti due sciolle pure su problema, sa soluzione. E tanto io penso ci sia da giusto e preciso in oggi a fortire su coro, a si fare animo, vostra cultura sarda, cosa limba, ma vince se cantando sa missa è giusto, io penso a cercare in un momento di si pensare volo. Non me ledo una questione che comprende voi se si è arrivato a questo punto, che ci si è arrivato a questo punto, a si è subendo la limba nostra, andando di agondia, la cultura nostra ci è craculata del Nemos quasi, sicuramente che in una gruppa da usare non so pure, da essere un popolo di poetas, ma sicuramente che in una cosa lo fa Dio, e dunque sarà Dio. Penso in questa mesa di fare questa parte, e quindi dispiace, si domando scusa che qualcuno si offende questo genere, ma è giusto a volte se ne è cose se vince commenta i punti. Poi da canoso è donare gusto senza essere presumivo, che Adele Desardo diceva che noi sicuramente noi in sala c'è gente ci mi fa 8-0 Desardo, però in soliti con me ho cercato sempre di parlare e creo non è che ho il nostro stato via in oggi si nanta certe cose, poi lo causa l'uomo con sanimo e su loro in pace, questa questione è tranquilla, fatta, perfetta se si è fatto sul coraggio. Beh no, io penso ci due sia cose se il nostro di più su castiai in sanimo. Castiai entra in noi e comprende a uva volevo scambiare o salvare sa limba e sa cultura nostra. Poi che ci non doveva, poi tutto questo sattorio su funti fatto sono bago del bar, non sono di umana, come ufficio e come persone. E a volte si ha ragionato, cercato di entrare in argomento, spiegato a sta gente si scurda, si sconchia, e poi torna da domo, a lui di questa televisione e torna da tutto sul giro di quest'altra volta. Questa questa situazione del Sardo in Sardegna, poi tra i casi, che l'incuno veniva forse si appuntavano fucili a costa e sannao os altri non depesi più cristiani in sardo, non depesi più andare in gara, non depesi cantare il blues, non è successo questo in Sardegna, non è capitato questo. Che l'incuno è stato arrivato forse su una popolazione magrebina o europea, cosa di invadio sa Sardegna, sa tu pausa uca, sa no, de grasa deve questionare questa tremenda, no, non è capitato questo, è capitato invece un processo culturale, come non voglio usare il fuoco, è troppo difficile, invece un processo culturale ci ha fatto un modo di creare idee sociali, a pizzo di limba, convinzioni, azzorodoso, come te sei now, ci fu entrato in questa conca nostra, devorasa, poi è una mirata che veniva devorasa a questa limba nostra, questa cultura nostra, però noi, stiamo questionando non come popolazione, come popolo sardo, non si sta più scappato su di rielaborare questo, di cercare da castiare in maniera nostra. E ho cominciato a castiare cosa nostra, di questa limba e di questa cultura sarda, con i giochi dei altri. Tutto un montone di idee se ci vanno entrare da intro e anta, come te posso dire, falsare la realtà in Sardegna. Non è questa realtà di questa CBEUS, di questo sardo, di questa cultura nostra, è una rappresentazione di questa realtà, ci non è verità, non è questo ci pensavo. Ci tu leggesi bene questo sonetto del Raimondo Viras, questa questione in cui lo è tutto, questo è un manifesto di politica linguistica, Castiai che Raimondo Viras riuscì, non fu di studiare, non fu laureato, non ha fatto un master di politica linguistica a Barcellona o a Trento o a Londra, per comprendere questa cosa. Dunque solenai che questa tradizione sarda, questa poesia, questa cultura sarda, i cantatori nostri ci sono eroi di questa cultura nostra, e non solo scraccola, che avevo sui giornali, sia due sulla televisione, e due punti tutto su maissimo sul no, e ci ne treballa con questa lingua sarda no. Tenente questi strumenti sono voluto comprendere questo. Ci
ci da me sa di idea se gente a girare, o non c'è su tempo su te, quindi poi andava sto pallone, ma fonti in me sa, sul fatto che a Sardo è una lingua antica, e però attenzione, che ci voi è troppo antica, non potete essere moderni, non andrà bene questo tempo nostro, se non potete essere annuata, come una uomo, un uomo andrà bene ci sta antica, ma ci noi sta annuata, non si fa interrogarlo su sempre, poi lui da terra. Sul fatto che sta preso, che sta lingua preso sul latino, avessi assunto manco negli ultimi anni su 7-8 saggi su cantante che non è vero, che i studi ci hanno fatto una selezione del dato, e si vuole dimostrare questo, ma si è sicuro. Vivevo in tempo, se ci Einstein sicuro, tanta cosa in discussione, questo pure si vuole in discussione. Sul fatto che si usano il prazio in due, se come ci può essere due lingua, se l'ugotoreso e il capitanesimo non si comprende a tappare i unos con i altri, c'è un usardo del senso comune, ci gira da cristiano usato, usciti che non è vero, no? E preso ancora in provincia di Oristani, si fa un ristorante a pari, tutto il dialetto, e via, e insomma ci da merda, non lo si può non me in merda, spero che, tornando a dopo, uno ci pensa di più sull'asse di questa televisione studiata e ci pensa, Boggio fissai a pizzo de uno de gusto a Zorordo, su gente girato. Este, sul luogo comune, a Zorordo giada, venuto fatto danno a Salimbasarda e a questa cultura nostra. Este, considera, questa convenzione sociale, già da spainao, l'industria culturale in Sardegna, guiata da sardo, non guiata da altra gente, da sardo, da questa classe dirigente nostra, non sono difetti politici, questa classe dirigente è fatta da mera soggetto. Este considera che non si deve da questionare in sardo, in domo, con i spippiuso, che anche su sardo strubata l'apprendimento dell'italiano. Este io si donato de su corpo, c'è una cosa, è una tontesa, romana, de ogni tontesa mai intende in sul mondo, provata scientificamente in tutte le università del suo mondo, caso di più bilingue, non di più visto, tiene capacità di, non è più intelligente, perché questo tu decidi sa natura, però tiene capacità di spruso, ma desinante abilità cognitiva, tiene capacità di indiscione in situazione, si deve fare decisione, è impruso, quando usciti già i due lingue, questo usciti bene ci studenti psicolinguistica e filosofia, quando uno è già esausto in due lingue, a passare a 6-3, 6-4, non è davvero facile, perché se uno usciti che questa è una sedia e una cadira, passare a chair in inglese è più facile, quindi a suo nome non corrisponde questa cosa. E questo è un sociologo, Gina Furcone, ha scritto libri e libri, ma o comodo la si sperde. Questa idea, caros estimados amigos e frati sardos, è entrata in seconda nostra, dei babbu nostri, dei mamma nostri, dei saiaius, dei manà. E in domo si individuali per le conci a questionare in sardo con il sficio, cosa è questa cosa? Primo, per fortuna non è in ogni ida de Sardignasi, tu hai una zona di Sardegna, ancora è una zona di Amirai, c'è farina e noce di orgoglio per gli usciti, allora ancora loro sapeva per fortuna i normali in domo ci subava sa mamma voi dentro in sardo con sufficio, ma ci manca questo in una lingua, ma detta si sta dando. Ma una nazione o minoranza linguistica o una regione con una grande identità, ma non bifidi ci manca questo. Poi parlando è veramente sul fatto di cantare, di una poesia, di questa tradizione, di fare i bifi, effetti un rito come desinare, effetti una cosa chiamata da così, come una lingua, come Naomi che divina una volta mi piace una lingua di sauminica, da cristiano quando deve fare a messa e poi lo rausa dopo alla televisione, tutto in italiano. Raimondo Piras, questo vi ha compreso bene, in questo sonetto ci ha da pubblicare, mi pare che questa rivista Nazione Sarda negli anni 70, è stato un manifesto dell'politica linguistica perfetto. Adesso, tornare, non ho fatto un master a Barcellona, non sono un esperto di sociologia, però ho comprendido tutto. E tanto il nostro come te potevo reagire, te potevo fare. Non so come operatore dei uffici linguistici, su Cindale noi non scanto, Cristiano Beccio, Cristiano Trebala da con me, poi Sara Ferino, poi questa dottoressa Liccheri,
in questo nostro auspicio di una legge sul Stato ci sa finanziare questo traballo e a cercare in questo anno su deve essere professionista di cercare di mandare innanzi questa questione della lingua come una questione di modernità, di contemporaneità, poi cercate di fare i bivi o questa questione della lingua. Qualcuno risultato da sottento, cioè molte cose sono andate bene, come le cose sono andate in Sardegna, e volete sempre aderezzarsi. De sicuro in una cosa di peso migliorare e donare in noi che c'è da tutte le persone se ci dovete comprendere si possono aiutare. Non ti potete fare in manco di fare questo traballo della contemporaneità, della modernità, ci non tenete questo aggancio preciso a questa tradizione, a suo mondo di uva di esseuso. Poi che è inutile a fare pesare una matta con una bella gomma, ci poi a regine si fonte in una terra male, che scevo su i tafini fatti. Dunque io penso che con essere di questa situazione e come questione, come persone, non come dirigenti di questa regione, perché non li posso manconare. Forse si chiede una gara, che una iniziativa le piccate in Castello Puro, ma fai presente, non tanti sei politico, devo trebare con l'assessore Emilia, con il suo capo di gabinetto Poino, con il suo segretario Antonello Lai, e posso già testimoniare che ad ogni anno ha dato una guerra così di dire cose a favore della lingua sarda, dell'identità e della cultura sarda. Ci causa forza pensa di troppo già illesi a modo ci torrente a vantaggio nostro. Però sul fatto poi è che ci castiamo sul bilancio di questa regione 9 milioni di euro senza scoprire senza nulla, andiamo andando a favore del Sente Lirico. 12-15 milioni di euro a favore del suo spettacolo con gli attivi a Sardegna cosa sa del fora se può da fare. E poi scantatore nostro, se poi tradizione nostro, se poi sa lingua sarda. Forse è una bella gara e ha toccato la gente sul Consiglio regionale, poi fai comprendere a sua opinione pubblica in Castello cose poi non si decide in Ghilarza, in Laconi, si decide in cui e ci hanno fatto politica ad uscire bene commentando tutta questa cosa. Questa duala, gruppo di versione, lobby, si nata con un governo americano, ci scintia o entrai, intranta e ottenete su Giolte. E il cantatore si mette a cantare, però intanto si continua a da solo contro solo e non su proprio. Dunque sono fatta questa alleanza. Questa lingua sarda deve essere attuale, contemporanea, una lingua normale, di ogni giorno, deve essere in scartello, deve essere in scuola. Come non mi stento in tutte queste cose che adesso scendo. Non mi stento a tutte queste cose che deve essere altra un'occasione. Tocca entrare bene in questo argomento, vai un'alleanza e guerrai, guida, non si cala da Castello a guerrai, no, solo si intendeva solo, abbandonato e savara da questo bello messaggio, questo bello manifesto di politica linguistica che Raimondo Pira se ci verrà a da questo puro come un rito scritto. Però un'altra cosa puro, e questa da deponere e così serve. A sul mondo della tradizione, del suo folklore o della poesia o di tutto questo. Si è fatto in questo anno io credo che certo questo non riguarda gli scantatori, ma mancai altra gente ci ha fatto tradizione in altro campo. Deve essere chiaro che questa cosa così importante non è questa tradizione popolare che anda da innanzi, questa cosa così importante è questa lingua, e questa lingua ci rappresenta da questa cultura. Avete usato, giocando una res cultura sarda, tenete in conto questa cosa che ho io, no? Questa cultura sarda, ma quando si narra da cultura sarda in esatto su regionali, su ufficiali di questa regione, su università, cultura sarda è tutto cosa che si fa in Sardegna, dunque cosa in italiano puro. E tanto questa tradizione sarda include questo concetto di cultura sarda, che poi questo ci ha fondato grazie a lei, ma questo pure è stato un ragionamento troppo lungo. Non competere questa sacra cultura, cosa veicolata in italiano, fai morre questa tradizione sarda, impari con questa lingua. Tanto ci ritrovate in suo campo di questa tradizione. Sentite per la regolare che non ti vuole fare il manco di questa lingua e di guerrare con questa lingua. Non deve andare a solo, ognuno con il suo interesse suo, o ognuno con il suo campo. Devo mi seguire il cantatore a chitarrina, devo il cantatore a ottava, guardato sul ballo, devo penso che sono de canna, e così non andai innanzi, subito non potevo scommettere. Poi che arriva a guardare l'uomo, se ci sapevano prima, si strecano, non dava a nuda, e sui nani ci tenevo sul nostro di gestire, e pago è nuda, manco di un anno che mi diva di vergogna, da nostro assessore dovevo tornare ai guru, che adesso non hai grungia sui nani c'è posto
possa lingua sarda. Poi ti passava un messaggio sbagliato in quei voli, sul messaggio questo di Sardegna canta. Come io che manco da fare in tv, boh, di fare di me dallo spazio. Andano i rappresentanti di questa tradizione, cantano o badano, è tutta una cosa fricolata in sardo, però sul presentatore questione in italiano. Questa è una cosa che ci ha fatto danno, non danno male, no, non si dice usa cattauso, è un attrezzo rodo. Poi sul messaggio ci passa, sì, vabbè, su sardo anda bene, è una bella lingua, è antica, è una tradizione bella, se ci paesi, ma attenzione che questa lingua bobiferi, questa lingua più importante, è l'italiano. E poi dando gusto, fai da maniera, ci indomano, non si questione il pruso, ci non so cantare ottava, ma questione in italiano, sficiuso, da questa è una grugia, da in castello si va pensando, figlio mio in sardo, in vita mia non do la pruso, non vi più ci vuoi da sardo. E a me questo è una grugia, mi diva i mali voi, questione i mali di salita sua, e legge, e Ganzi este, assumanco in 3/4 di questa Sardegna, e tanto devo ranai. Tocca a allearsi, tradizione con questa modernità e ascoltare sempre che su grandoperi di questa tradizione ci fu il Raimondo Pirasa. Questa nazione ci perde sul dono di questa lingua e scompare lentamente e poi sempre. Non so se scoperte panda, se lo si accanto di scomparire. Grazie. È interessante la notare Bandino ha guardato in bitticheggio, questo ha guardato in campionese, poi l'acuneso e Dio comprende bene, sia su che sa, perché un altro come guarda in logudonese lo comprendeva a tutto, che un guarda in gallurese che pure non è sardo lo comprendeva a tutto. Prego. Michele Pino, Grazie, buonasera a tutti, venendo da questo apoio, devo dare merito a Celestino Muretto che mi ha meritato, che mi ha convidato a venire ai 9 stasera e l'ha provato in corso, in piacere che schia di accattare un pubblico e un popolo sensibile a queste questioni che siamo fratelli e stasera. Ma fino a sca fiene fino a sino che da più neune, che a volte siamo fino a abituati ad andare a fare dare la sola, a fare dare in neune, che è una combatta, se siamo fratelli, che come venendo corongio non tutto la pensano a la stessa maniera e anzi vedo un montone di gente che oramai non pensa da quasi nulla, pensa proprio nulla. Però io so che io cadono un po' più attento, ma hi tanta gente che pare di interessata a questo problema e questo mi fa che piacere meta. Chiedo proprio tornare in seguito su questione e a sorverso che ha da cramato Celestino Muretto e Paolo Mossa si sulla dessa fortuna dessa Sardegna e noi probabilmente non rabbizziamo. È una domanda, è una affermazione che pone una domanda. Probabilmente noi non rabbizziamo e probabilmente non rabbizziamo chi sa Sardegna e si sulla dessa fortuna. Che noi oramai siamo secos, non vediamo più, siamo surdos e non intendiamo più. Giochiamo su cervello attambainato, abbolottato, preno le cose ormai cantas e non ci consente più di schire in noi semus. Scommente quando uno diventa quasi come che diventa macco. Scommente quando le ha nessuno che lo cade, è sullo cuso che lo bonite
in un luogo forestiero, strano, che non è mai stato, che non ha mai ido, e non riesce di a s'orientare, non riesce di a cattare sorzasso noditos, non riesce di a ischire di usi nuestri, e tanto diventa macco, a macchia. Ecco, io a volte penso che noi siamo diventati o diventando quasi gai. Certo, il professor Bandino è nato, noi teniamo su dono questa poesia sarda, ma teniamo su dono di una veraula che era della entragna, schiena della natura. Stiamo spodernare fino a schiena di fino. Il suo poeta tiene questa forza dell'ogare a campo, questa veraula, però stiamo perdendo fino a questo dono, stiamo perdendo fino a questa grazia, questa ricchezza, pare che in tutto il resto. E il testo che ha fatto che questo poteva succedere, poi il testo poteva succedere questo tutto. Viene da Conca come un altro poeta più antico del suo cazzittato Celestino, più antico ancora del suo cazzittato Peppe Coroncio, un poeta su 1500, siamo 1582, siamo su a Sincrasa, una Murgai del Concilio di Trento, da questa Grecia e ha fatto su concilio umano proporre l'Accanasa, no? A Sudivaria di essere una segatura in questa Grecia che vi pistava, no? Sono tedesco, sono protestanti, tanto la Grecia è a posto. E tra queste cose che è a posto, la Grecia, sul concilio di Trento, che sono spreidero e spiscano in sardiocesi ha ritornato a usare le lingue locali, a maniera che i sospreiders hanno potuto fare dare più a contatto diretto che le popolazioni. E questo lei ha fatto Lutero in Germania. Lutero la prima cosa che ha fatto ha tradotto la Bibbia dal latino in tedesco, in modo che tutti hanno potuto leggere in questa lingua la Bibbia. E questo poeta tatarese, Girolamo Araolla, su 1582, scrive e pubblica un poema di 2000 versi dedicato a sua vita, su martirio e sua morte di Gavino, de Brotto e de Zuniari. Sono tre martiri torretano, sposto scale su Giulie de Durris Gonario ha fatto fraigare in questo sito la Chiesa Maggiore della città. E Araolla in sa lettera de dedica a l'archiepiscopo tatarese Alonso de Lorca, che a epoca de Vagrega sul libero prima di essere stampato, scrivevano sottoposto a giudizi dell'autorità ecclesiastica, e scrive in questa lettera: sempre appesi sul desigio magnifico, reverente, di irmaniare, di arricchire e magnificare la lingua nostra sarda, della stessa maniera che tutte le nazioni del suo mondo hanno fatto che si sono. E sì, sono antepassato nostro, l'area invitata per scrivere della magnezza, della grandezza del suo regno nostro, noi abbiamo usato una lingua manna e non impolita e ruzza come sardininos. Deva pusa manco questa sono speraulas che scrive da Raola e altra sienne, ma questo è su punto su quale mi chiedo primare. La lingua nostra è una lingua impolita e ruzza. Poi
casos antepassados nostros non hanno impitata per scrivere dessa grandezza del suo regno, non hanno imparato, sa lingua non cresce, non mangia, non si arricchidi, se noi sì, non la usiamo, se noi non la vediamo, se noi non li scriviamo, e non solo se non li scriviamo, se non la vediamo, per non nascondigliarlo, ma la hemos potuta usare, imparare, fino a scrivere delle storie del suo regno, de cose importanti, de cose serie. E poi salterà veraula, sopra la quale mi dia piacere e vinto nel secondo argomento del suo tema, e io queria dare, che vai dare, a qualche caso vai dare, l'invasarla e sovrania politica. E la seconda veraula, la veraula importante di sud-est veraula, è della stessa maniera che tutte le nazioni del suo mondo hanno fatto che si sono, quindi la nazione. E si imprende una lingua che si consenzia di imparare una lingua nazionale, la lingua di una nazione. E non vedo un termine usato in questo anno, in Tattari, vai ad un movimento politico importante, e su quale era la figli personaggio notito, un movimento politico che vai da, per esempio, un certo Alessio Fontana, che poi è stato il fondatore, questo stesso anno, dell'Università del Tattari, un certo Sampigucci, che vede un grande filosofo e grande tutore, e Parizio Satteros, un movimento politico anti-spagnolo, e te rappresentava in Spagna in questo anno, rappresentava la statualità che opprimia la Sardegna, che opprimia sus territorios, e questi intellettuali tenevano questo archivo, questo abritio di dare a Tattari una cultura indipendente. Alessio Fontana ha finanziato i primi passi della nascita dell'Università di Tattari. Raolla in stesso anno figlio assessore, capo giurato, non Costa, ma di adesso andare assessore il suo comune di Tattari, quindi teneva un ruolo politico di primo piano in questa città. Quindi quale è visto il progetto? Il progetto vedi una lingua, una cultura, un'istituzione che ha potuto elevare i popoli sardos, la popolazione del suo territorio, a tenere una indipendenza culturale, una sovrania culturale e politica rispetto a Spagna. Poi di Spagna ha fatto su Castello, che sono cannoni spuntati in questa città. Per questo, Piazza Castelli, non è questa caserma, la Marmora in Tattari, in cui come l'amministrazione ha pagato a campo sul router del suo castello, in cui questo castello serviva per si difendere dalla città, si stava che si doveva difendere dalla società civile, come intendo, dai popoli, dalla nazione. Vedi, la nazione è Stato fino a cose separate, e la nazione, il suo popolo, queria fare un Stato nuovo, che essere fondato sopra un sortono, schinare il professor Bandini, la lingua si intragna e si diffonda la nazione e chi dà archidos a si Stato nuovo, a bordo non si presesse. E dunque la sovrania serve per autodeterminazione. Se noi non siamo sovrani, se noi non possiamo decidere, noi non possiamo autodeterminare. E tanto sul manifesto del Raimondo Vira, tornate alla scuola, la lingua vostra, e se non abbiamo potere per decidere come vaghiamo alla tornare alla scuola. Ecco potete bighere la sovrania, potete bighere l'autodeterminazione, bighere per gusto, per governare, per amministrare la cultura, la lingua, la sintragna, il sentito, il territorio. Si andavano a ordinare che si sulla sarda e si sulla estuno tesoro. Si andavano.
se noi non tenemos los instrumentos soberanos pro autodeterminare esa guía de dare ai nostri territori. Tanto pro serrare su questioni, penso che da noi affrontiamo su problemi della lingua, su problemi della cultura, su problemi dell'identità, su problemi dell'indipendenza. Non potremmo fare gran manco di pensare a quest'idea che dobbiamo dare una forma politica, dobbiamo dando un'istatualità nuova. Noi dobbiamo andare in questo esso, dobbiamo andare ai questo orizzonte. Certo, un popolo che non tiene lingua, che non tiene cultura, che non tiene entrañas, che ha perduto i ordonos, che la natura e i sordeos les hanno dato. Questo popolo, certo, diventa cieco, diventa imbriaco, diventa surdo, e da questo uno surdo, cieco, e che sa con capolotata non può andare davvero a loro. Dunque noi dobbiamo considerare tutte queste cose per andare in un orizzonte nuovo, in un orizzonte che dia a noi la possibilità di non logare, di non tornare a bere sus ojos, di tornare a stupare le ferite e di tornare a liberare la mente per recuperare quel sordono di davvero che la natura e i sordeos nos hanno dato. Grazie. L'ultimo intervento è del peggio a voi desistrantati Ziccati. Alle carrizze. Dunque, se io pagare sulle belle che non per fare dare non ti riso e non per fare dare anche in luogo di riso. Anzi, sì, spero di ricuire, di girare, di continuare a vita che ni une nemos de aboi mi scudano, che a pannare che solo riso non esiste. Ha intitolato questa relata Poeta Sabolus a Limba, ma tenia un bagu saozza dell'intitolare LLC. Con un acronimo che a porta spiagare, a portano a grata, caso acronimo a porta su bello, a porta su feo, bindan bello, rughie lo sistema tipo Fiat, bindan feo tipo Impisi, ma bindada calicuno che tocca di comprendere. LLC è ste gussa che ideo naro, la po' battisciata, ma ha poi inteso stasera che fino a Suzuka a su Barrembegu. Este sa limba letteraria comuna, non sa limba santa comune, sa limba letteraria comuna, che è un modello, uno standard in italiano, sardo diamo narrare bandera, i standard, che invitano i poetas a dare pigano a palco. Date attento che questa è una cartina che se si può in regione di mezz'orare de bogare a campo e lo eside in colore di aranzo questa che è la lingua nostra su sardo che è andata da Sennaru ponimus fino dai Belfugas e che va da basso fino a Castiglio. Questa è lingua sarda, un bello colore di aranzo che è una lussa all'acca dei isoglossa serrata a muro. Questa è un'altra cartina che in Sarezza, in internet, potete scattare i due si scomprova come certa maniera di poetare sono sparghinate in Sardegna. Dunque, sottata che è la forma poetica che ci interessa di stasera e per tocca la maggiore parte del suo territorio usato, la Idides è come marcata in murru, il giaro confronto a Sardegna. Abbaiate questa cartina, questa non mi piace a nulla, non mi aggrada, se devono entrare in scuola, sul pizzino, non di imparare la lingua sarda e studa come in teste, ma di andare richieste che i saiste di Arlecchino, un pago partita è differente da zona in zona. Ponimus che esistano e dunque
namus chi sos poeta cantano un locutoresu, una lingua comune. Ma quale locutoresu? Sul locutoresu meridionale, numero 2, sul locutoresu comune, numero 3, sul locutoresu settentrionale, numero 14. Se preguntate se in te lingua fai da Benigni ad chi legge la Divina Commedia in televisione, fai da su toscano, fai da su fiorentino o fai da su italiano? Tu non chi fai da su italiano. E dunque a me mi aggrada narrare chi è salto. Ma ponimus finas a che esistano queste partituras. Locutoresu, ma da noi procedis questa parola. Nemos in Sardegna, pagos, sos istoricos, e sono liberos di leggere isso e tutto, e a noi non ne fanno a leggere. Ischini a pru, chi sa parola locutoresu è un aggettivo che procede da un numene ore. Questa è stessa citazione, la morgai, la prima volta che hanno inventato la parola che è stata a base del locutoresu. Vola potrà scritta per comprendere, questa è la carta di donazione del Barisone, ormai tenete 2000 anni, so, in nomine d'este in latino, latina, scritta latina rustica, è un latino che si vede rappresentato in Sardegna e si vede già sardizente. In nomine dei eterni, miseratori, P. Rennante Domino Barossone, nepote e ius donno Marianus, in renno, quo, dicitur ore. E sta a narrare qualcuno, tanto pro la consare, ma il regno di Citudor che narra il regno de Torres, e no, una cosa è ste ore. Vedete che l'appo marcato in bianco, dicitur ore, non è ste Torres, e non è manco il regno de Doria, qualcuno capiva che questa cosa che dai fuori, che narra il regno de Doria, e no, siamo su nessi 200 anni innanti de Salumpina de so genovese a Sardegna. Tanto quest'ore è un conzetto che ha acclarito Momo Zucca, un storico di questa alleata, e narra che è procede da questa lingua bizantina che narra il luogo. Dunque è questa che narra una tautologia, il luogo del luogo. Dunque il luogo dove è qual è? Vediamo su chi narrano i poetas e tutto. A primo e ha fatto una cartina e ha colorato in gruppo, non giallo, gruppo, cosa bidasa, sostenitore di questa bida, chi di andare fai dare locutoresu. E a posti da hai colorato questa cartina, ma poi inteso una bella gara chi Maria Domasa, che è in questa sala, e Bernardo Zizzi, non che l'ha poito, a peste, non l'ha poito, han cantato in Ghilarzi, Bilarzi e tutto, su 99. Dunque, issoso han cantato in pretende una lingua letteraria, però uno procedia da una zona che è fuori di questo territorio gruppo, Zizi. Satero procedia in questa zona che è sempre fuori del suo territorio gruppo, e cantaiana in 9 Bilarzi in una zona che è fuori del suo territorio gruppo. Dunque siete paghiana, uno cantaiana in baronese, la sattere sapeva del suo margine, no, in pitaiana. Uno mollo, una bandera, una limba, una coinella letteraria che l'hanno mantovata, che podia intendere tutto. La hanno standardizzato e non hanno fatto una cosa in malo, hanno fatto profitto, che si paghiano a comprendere dai tutto. Eppure ognuno ha fatto articoli su Unione Sarda e sa Nuova Sardegna, in qualsiasi medio televisivo con le aziende. E Maria Domasa l'ha standardizzato sulla lingua sarda, ha rinunziato a sapere del suo margine. Ma Maria Domasa è tutto la crari bene questa cosa. Vedete, questo è il luogo d'oro confronto a questa carta geografica italiana. Questa è Benelli editore, se non mi ammento male, andate a vedere un'altra cartina bocata dall'Istituto Geografico di Agostini e noi stiamo referenziata a Gai che gli scosti hanno un vago più a oriente, a porta più in giosso, a porta più a settentrione. Non si scrive si è in nubi, si è in tiesi, si è in socorrumane sa vulca lo strutto. Questa è sa regionata, un piccoletto della regionata che ha fatto Maria Domasa
in questo un'intervista che si può ascoltare e vedere in questa azienda galana bella che è sul sito, su Giasso e sa regione www Sardegna Cultura oppure a bailare fino a Sardegna Digital Library. L'intendimmo deve accostiare sul microfono per l'intendere che non teniamo altra cosa. Tendite su Vinara da Maria Dumasa. Hai dato del Zelano che non è trattata sull'acqua. E noi non siamo sul mare, questa regione del mare, il selezionabile cantelle, non scantare, selezionabile mandigante, non manigante, selezionabile rondelle, non andante, e sull'acqua questo non esiste. Tanto è vero che dove fanno le canzoni Donga di Chiesa, visto la Ionca, come non è che scuola di iscrizione, non danno di scantante. E non dicono che sei scantante. Questo ande, non esiste sulla questa ende. Salita le dire, questa di russa. La nostra, questa è una lingua povera del campo, no? Questa non è anche una lingua. Poi questa difficoltà per piano piano mi sono abituato a cantare di guida di gruppi per popolare, però la nostra non è stanco. Non mi do zappa a pesca, intanto ha parlato che non esiste solo Codoresu, ma da che fai da Mario Masa? Non pensa da solo Codoresu come concetto geografico e come concetto linguistico, pensa da oggi, reemplazzate, sostituite questa parola Codoresu con lingua letteraria e ne ho adesso su un concetto che cherzo a chiarire stasera è tutto. Non pensi Maria Dumasa la fai da te gusto, ma vina sa zizi e tutto in un'altra intervista bella sempre su sito della regione narrara. Ma come presente, ma sono poeta solo cristiana tramandato da Limba, sa Limba. Quando arrivavano in quel periodo che dicono il Bibbio, si poteva fare dare i sabbi, scuole, eccetera, eccetera, che hanno cantato sempre i sabbi, arrivavano a Salpicca e hanno mantenuto la firma in quel periodo che dici Gai, mi pare più morta che via. Zizi, ismaniala su concetto linguistico, fai da dell'imba. Non è che sono poeta hanno salvato su Sabaidata de su Marchine, su Baronier, su Sozzastrino, hanno salvato sa limba e questa limba è artificiale, che ha detto sa limba sono artificiale, sono un minestrone per definizione glottologica. Noi che mi devo su Manzano hanno a salvare e ho una paraula, l'ha fatto questo artificio che non è fatta all'arte, con arte come è stato accreditato fino al professor Bandino. Dunque, lingua letteraria, ma in teste questa lingua letteraria? Beh, carchi cosa la potremmo narrare, massimamente quando in certe parole che procedono dal latino quando una R s'abbogliata con una consonante, tanto sono poetas prosubioso che mutano, che passano da R in L. Ma questa cosa non è una cosa facile da fare. Un esempio, se devono dare un morto, è logico che deve rimane con orto, con torto, con porto, ma non può rimane con posto. Eppure qualcuno, massimamente in corso del suo Codoresu settentrionale, sto vedendo del Tiuri Mondovidas, del suo spiumano, fa che rimane molto, come te pronunciarissos, e noi spuro, con orto, con torto, con posto, e con posto culo, in suo senso di posto. Ti vedo o ti riso, canteri, non si scrive sì su 1928, su 1931, la data non è precisa, e con Ninni, se non mi metto male, difendevi sa mamma e sa dello si sposa. A metà di quest'ottava, ve la fate intendere dai saughi di TV Vettu, sa parola sottolineata è naschede. La idea se sa essere che sa poi sa consonante che, eppure TV Vettu in crescere nara crescere, sa lingua letteraria, in perdere nara perdere, in fortuna nara fortuna, in morzata nara morzata.
hai cantato in utilizzo, io devo donare molzata, crescere, perdere e fortuna. E si rinunziata a sa sovrania linguistica de Saida, pro una lingua letteraria, un stile più alto, ma che lì essi un pago di utilizzazione, chiesto di perdonare, che a suo tempo si pago, 50 secondi, 40 chibbe, a volta sa lingua de s'intragna, ti conduidi a questa sandala de bresse, ma è una pressa in buono che fa che profitto e me ne manco danno. L'intendimus, intendite quando la naschede, non ha la naschede. Ci rimuovo vidas il nome che rimane porta con tosta nara dai ninde, dunque se ti pretende un gerundio locale non enzende, ossa e ancora ossa, molzo, andiamo a dainanti. Sos poetas Isagara, Zizi e Masala fa che ne intreverana, alternana, custos nessos consonanticos, a volta narana LD, a volta sa RD. Dunque speldono, scusate, te va successino. Hai di attaccare su mela? Qui sono in diretto quello qua. Visualizza presentazione, no? Sì, ma visualizza? Comincia da capo. La facciamo bene, Dunque, dono, oltu, moltu, peldidu, palte, alfa. Attenzione che i sai di solo non perdono, urtu, moltu, perdidu, parte, arva o arba, bortas o selva, melfos, tutto formas di questa lingua letteraria. Però va stretto del sagantada, i sostemas, i nuenarana alte, palte, ma marte, sorte, forte, ma molte. Non sono faddinas, sono momentos in cui la lingua locale e si da pizzo. Come funziona tutta la lingua? Atto un vago da esaidania e lei un vago da lingua letteraria. Per esempio, i subalcu non erano prusu, erano piusu, non erano prangere, non erano piangere, non erano crai, non erano iae e giae, eppure sai di solo signi a narrare gai come hanno imparato da lingua sa mamma. So gerundio che ha mentovato zio Mario Masala, poi sono donto di addevenesse tutto in lingua letteraria comune in ende. Fino a questa coniugazione sono trese aree e ride, so gerundio hanno parlato sempre in ende. Fino a sì, sul luogo, sono cantante, su palco cantante. Faghere, faghinde in certo locos, Giuseppe Burgo di andare a Kenne, il suo palco sfattende, finire, non sfininde e finente. E so verbosi narrere, a s'infinito, vedete, narrere, non cale poter narrare, naro e nario, il suo palco nalzo, cherrere, cherio, o chero, chelzo, preferere, prefero, preferio, prefelzo. E sfaidende in sardo si pretende una lingua letteraria comune, torna da Bidasuga e si da fare in sardo in sul linguaggio locale. E in sul lessico, in sul palco cantano ua, non cantano aghina. Si narrano sinonimos, andà chi lo hanno mentovato Deo e Peppe,
Nostra Signora mia, fino accanto a non si scudere, non si può impittare, come se poeta l'impittano, può andare due, può andare racchina, una rampata, in Sardegna si può andare fino a pappa, una rammasciu, ma e si baraula, si ragina latina de mascru, minore ma fino a spitticcu, cadrea, ma nessuno li proibiti di non narrare cadira, saludo, ma fino a Safroma Utieresa che canta io si può una reia su saludo, non sa salute. Nessuno ma fino a nemoso, mandigare ma fino a smanigare, pappare, tendere ma fino a saere, fea, lezza, abbaidare, pompiare, castiare, addurare ma fino a issettare, leare ma fino a spiegare, fora, mia meu, falare, calare, gai, e sa fonetica su mantessi. Vedete il nome? Un baroniese canta a pozzo, cioè non canta la narra in vita sua a pozzo, il suo potto, cazzone e non cantone, lettolu e non lentolu, eppure nemoso fino a si solo narra da queste storchende sa limba sua, non scantendo una forma di limba letteraria, che ha le cantus sua, pezza e non petta. Bascia grascia, rezzisu, conzado, consilia, il nove va più difficoltà, cioè che a volte samantessi gara, zizi narada, cancella e conzare, ma poi concilia. Dunque a questo dessa africcata ci è una cosa che Gallo non si sta sentata come si tocca. E sull'italianismo, a collo sull'italianismo, sa porta sa critica più umana che poteva fare la sua poeta che canta in italiano, ma provate bene in 40 secondi a rispondere a tema a s'avversario, lo chiamiamo Gai, a seguire Sanremo, a bogare a campo poesia che ne impintare che ne ruere sa rempa dessa metrica. Dunque, sul italianismo, che sono sotto rima, non che narra che si Maria di Masa e Bernardo Zizzi non conoscono Susato, lo conoscono a pro, mezzo di me e mezzo di altra gente. Però questo italianismo non sono più di moda, come a Zio Pilastro che canta io da fare rimare Ramingu con Guardingu e con Zingu. Ma sono formas a chi in sa gara, in mezzo a 1000 paraulas latinas, verdaderas, sardas, sono costretti a impreare, ma li schini fai dare, come lo vedimus? Han cantato a fianco, ma gli schini si narra da costazzo, a fronte, ma potevano andare a fronte, gli schini, Zio Maria di Masa, gli schini fino a Zio Bernardo. Allungato, ma fino a illongato, istiriolato. Amaros, ma ischini che si può andare fino a ranchidos, marigosos, ancora, ma i sagarettotu, calicuno, naraggallo, arrivare, l'ompere, arzilla, questo è un bago, pronare l'arghidda, terraruia, luzzana, aspettare, isettare, assai meda, traente, pronare rammagiadore, accisadore, aurora, ma i samanti sigara, naranarbeschida, dunque sei due, li si invia da Sarima con un'aurora che è più facile con Froma Arbeschida avvicinare, baldoria e noi scialu, rebotta, bravo e non buono, ispicola e non lobina, come si può poter narrare, impittende un rimbalzo meridionale, caso spesso che lo conoscono di più, so de mare, chi non so de monte, circondata quasi, e altre paraulas chi hanno impresse e non l'hanno mente potuto. Mansueto, maseto, niente, nominatos, ma badate gustas, paraulas sardas a bello, chi confirmano su chi ha ponato dello, chi su sardo lo conoscono a pro, e sono parole belle, che viagano su rigia, adesso chi ascoltaiana, e adesso chi la leggene, a posti la sana trascrittas. Die a portas maschile, a portas femminile, come queste vinas a su latino, si deve narrare su die, a fine sa die, pedino, pindula, sesina, come te sono bene, giassu e non sittu, tribulia, pompa e non vanagloria,
venidore non futuro, abbuono e non bravo, dulcura e non dolcezza, carena e non corpo, Cristoso ma fino a Gesù Cristo, neghe e non colpa o colpa, faina, finitia, contento, amistade, oriolo, un sacco di bella sparata, isperdisciu si Maria di Masala, piscamo, abbondanza, sartu, ischidoso, medido, noitolo, manca, bastante, dunque non solisi sostantivoso, ma finas aggettivoso, per una, pensera, sono congiuntivo, non tiene sa congiuntivite, lo poeta nostro, ischini preare a proso congiuntivo quando bighere, conoscono sa grammatica, e dunque si entrano in scuola e un maestro, un professore in buono si spiega questo italianismo che sono necessari, sa lingua sarda la imparano, la difendono, festare, utilizzare, divisare il video. E Giovanni Luvata, leggiamo Giovanni Luvata, una die sì, siamo a manera, ne vai damo di Giovanni Luvata, de Vordongiano, che cantaia di lingua letteraria renunziente a sa vaidata sua, vaidate gustottata, cantendela in Vordongianesu, aia devido una recusti, vaidate cantare parola putana, è una cosa da non credere. Non tornano manco a rima, se è logico, che è una cosa è narrare papare, papare con cocciare tornano, ma papai con cullera non torna più. Eppure, il sicuro, in un'ottava, non è che non resessi da rinunziare, che lì essi di una faddina, la chiamiamo gai, ma no, non è una parola in malu, tipica del sull'imbazzo suo. De fronte a voi, nobile signores, chi stesi quando via in primo spanno, spero come ha passato tantos anni e si sono analizzato sos fiores. Pagus a ammentare sol minores, chi si ammentano? Si ammentano son mannos. Questo chi relativo non attacca né a Gianni né a Mulu. Questa sa traduzione a Bulu, este vale come ipotetica, si ammentano son mannos. Este una cosa non gli sia da peso a sabbiata de zio Giannino, poi ha analizzato altre cose de sa vaidata de Silano su chi sono ramponinde ma su palco cantan cantende, vaghinde battende, dorminde trommende, con la portagianato aera taerde fino a sottotivos. Hanno si una piazza e beh su palco si marito una piazza. Derisi, non erisi, meghina, a te las cosas a perdere. Zio Bernardo, carchi namurgai ogni fai su che li essi paga cosa. In questa gara hanno analizzato tutto il gara che ha fatto. So ezzo a San Benato, è stato ezzo proprio del fatto, mi fa attendere. Sezze non sezzi, ni epas proapes, fentomo, gultetos o probultetos. È una cosa proprio tipica della fonetica, tutta assurda, sopra pronare sopra. Infinitia che zonare una cosa, a Dolumanno questo lunaro, a Dolumanno sos poetas gallo non conosce essa toponomastica normalizzata, che non conosciamo Pepe Sagardina che hanno stato noi. Conoscendela, hai ananato il suo palco, bilarsi e non ghilalza o ghilarza, che bilarsi o ilarsi, che gli schimuttuto ha combinato questo cartello che hanno una B, no? Hanno tollerato su bilarzeso, provi inventando su cartello Ghilarza e non l'hanno toccato, lo volevamo in sardo, come te lo sappiamo, degli studi e che hanno cancellato sa B, ma sono cose che succedono. Scrizzo Glussia. Narra Silanus, Zizi narra Silanus, ma zio Marito narra giustamente, lui si narra Silanus. Narra da un'infai, zio Marito, fai delle de saida di zio Bernardo, ma pro narra sa verità, sa pronunzia del sostopunimo de saida che era fatta conforma a commenti in cui saida lo pronunzia. Dunque, Deo, non so Deo Tieri, so Deo Tieri, si fondamentate bene, se no non si mantessi. Grazie.
Mi dia per piacere di Soldecano, Bernardo Zizzi e Mario Masala ci accostiano in 9 con una dos paraulas e poi si prepara Bruno Agos con una qualche cosa riguardo della limba e della poesia sacra. Sitä usein tafuja. Ei voi just minuja saa jätä kasaan. Ai se kuka kela takasa. Naga ma auki ne. Basta shokka. Ai ai stai guardando che mi casi attacca da naga. Da Pappito un intervento brutto, bevo, legge e ho pensato che non mi hanno posto tanto terra giusto ho deciso e non morre più. Comunque sempre italiano a me è spostato meta su cantare il luogo d'origine che come venite sul vagoniere nostro è tutto diverso. Sono andato, sono tornato in ocche e la prima gara si è obbligato che non comprendeva il vocabolo luogo d'origine e tanto che parole in italiano che sia come noi che abbiamo imparato tutto ma insomma perché dopo 60 anni di carriera comunque mi è venuto a mente che a casa avere sagata russa posso scazziarlo un tempo in Cischilla io ho pubblicato una poesia si ha questa pazienza gli ha espulsa buon denaro in parte si tratta di questa battuta di Cazzarussa Catamanna in un manzano di neura che pare che non fa mai pagare il dia è una ragazza al fresco è da ora e pare sera sorgeliche de quercoso in su monte che umbras pican sopra l'orizzonte dai sostruncos in solo gigantes mentre nubes nietas e pesantes minetosas comparen esa era. Pro custodie si incontro han fissado los que arte profesan de Diana. In don di tretto una figura umana si nota da trapiantas e rocaldos, dai busiles, canes e canaldo su busco e sto canto inghiriato. Un fruscio lontano dà segnale e comincia terribile la lotta. Sade, mezzo dormita, treme totta a soldanitos a poche de sonos e los disparos si siguen que tronos que anuncian a mano temporale. Un polcravo arriva da sa posta, pustil de al fatto tanto giro, come del lampo parte d'un tiro che a sa corsa sua pone freno e dal forza al furende gli esaleni lo lascia rodolente a mezzo costa. Ita allegria, ita contentezza. A su polcravo morto caer de urso, lo ruspini e li pone sospessuso. Legger de inchidores prosuinto, pro chieno a pote do distinto, a ridare sa corsa da salvezza. Gai, Sardegna cara, pares tue, comente los polcravos perseguida.
Chi è te sta perdendo la verità, chi è ti ardente sul colpo mortale, povera. T'han trattato sempre male lo scattatore hermano date due. Il scampo Chilca, non corra in vano in suo cammino di fronte a sa morte. Mostra coraggio, non ti vete in corte come da che lo fai scuroso, ma pro sol figlio sposo peroso avresca luminoso su manzano. Saluto a tutti dai coro. Dai un canto dai miei nostri colleghi Zaleschi che hanno detto un disturbo e come mi ha dato l'influenza pure io ti resto sempre chiamato. Scusatemi che non posso fare. So io con tutto il sgorgo non li poteva pagare, manca un avvoio importante come te gusto, però non sono in perfetta salute. Scusatemi tanto per ringraziare dai sgorgo. Io non sono svedese, però che è troppo basso. Dunque, se avevo un'anda Celestino e tappadenare il giorno di suo giornato, mi pare che abbiamo scordato che abbiamo scopreso che la stessa subruita di questo Tokyo, subruita di non si è morbido sui noghe, che si spera che deve nascere di questo avvoio. E penso che i noghe sono uniti tutti i scriventi nelle cose che hanno ornato. Io queria narrare il seguente sul discorso di Cristiano da Salimba e come voi hanno detto Bernardo pure appena. Che Dio sono zastrino e in zastra in Gairo non si vede sul luogo d'oreso. Anzi, se Bernardo ha tenuto difficoltà del Mannasa poi a cantare il luogo d'oreso, immaginate Dio che Salimba da zastra sta ancora più distante dalla lingua che si usa nelle gare poetiche. Quindi mi sto a fare un vago di abbiamo fatto qualche boluzzo pure, qualche volta capita ancora pure. Un vago mi sono aggiustato, ma se aggiustare a sa perfezione non deve succedere mai purtroppo, però tento di arrangiare. E su che penso Dio sa difficoltà di scrivere una volta quando si va e quando si mischia pure la lingua, si testa. Che volta si va da un pago. Si va da pago usato. Io a volte sentendo, mi è capitato in qualche riunione, in qualche abboio quando hanno fatto, fai tanto della lingua sarda, fai un intervento in italiano e a qualcuno la parola, ma provitte, che siamo sfidando di una lingua, dobbiamo impettare un'altra lingua, poi spiegare, ma e siamo, parliamo su un ubrido che scattende su un morto. Se il via questa lingua si deve caricare i gusti. E qualcuno mi ha detto, ma una parola sta affrontando una discussione in lingua sarda. E caleste, è questa cosa più semplice. Da gente che nasce da un luogo d'oro, che nasce da Margine, che nasce da Marbagia, ma questa lingua due, questa cosa più semplice. Deve dare denaro su che deve narrare, su che pensa, su che gioca senza mente, su che gioca senza cuore. È questa abitudine che deve cambiare. Queste specie cose che noi facciamo questa lingua nostra, a me non mi va che questo effetto, a me mi va che questo effetto contrario. Se mi capita di fare in italiano mi pare che aiuta un'altra persona dentro che sta dando, non so Dio. E non riesco a narrare manco questa cosa che voglio narrare bene e che penso, che mi pare di una cosa che non anda bene, e mi commenta che sia da una cosa di apprezzo, una cosa che non per questa specie di rifiuto da parte centrale mia, è una cosa che non ho comparato né da mamma mia né da babbo mio. Io che vivo in Ghilarza, posso a Veste Sant'Antioco, e sono mese augusto, e quando abbiamo finito questa gara, ho commentato un anno, mi pare che avvini, se non ho fatto il sbaglio, mi pare che avvini, so che hanno compreso, so che 20 anni, questo, che avvenisse. A fine di questa gara hanno commentato quasi tutto femmina, e questa cosa che mi ha corrupito di più è che in tutte queste femmine del suo commentato, dove in tutte solo che viviamo, solo di Sagena, solo prima di gara, non da più nessuna, tra esse si fa da usare.
quando voi, noi qui normalmente c'è stata la presidente, la riunissa del suo comitato, dopo finita questa gara si è esposta insomma a ringraziare sa gente, di tutto, si è resa da bella della festa e contento di tutto in italiano. Quando ha finito il suo discorso, la ma scusate un vago, ma devo un po' compreso, ma devo quando mi hanno telefonato, io vi ho convinto che venite a cantare a Chilazzi. E invece no, ragazzi, io lo avevo stesso. Ma io che scusate, ma prima non ho cagliato una terra limba, io che non si va da su Bilazzeso, e si hanno detto, ma come itte? Cioè con queste spezionare, ma come oramai, itte oramai. Come che noi siamo morti, come che se la nostra è morta, noi è vero. Poi l'ha ponato, ma tu chi uno grasa, deve pensare in questo pure. Se a te uno grasa, fizzo tu di narada, che sicuramente tu a fizzo tu vai da se sei italiano, e già si comprende, e gli hanno qui. Chi uno grasa di narada, ma nara mamma, a me, chi è che ti ha dato il suo potere a me di me negare su una limba? Qual è questa limba mia? Chi ha dato a te questa autorizzazione a me di non mi imparare questa limba mia? Che può succedere in qualche luogo è successo pure. Da quello che l'hanno dato a mamma, ma pronte. E questa limba mia, ma questa è? E non si scrive a rispondere, poi non va nessun beneficio che si vota da chi ardente una mamma o un papà a sul vizzo negando la limba sua. Prima di rendere la possibilità di avere una lingua in più, una lingua letteraria in più. E la seconda è scrivendo questa lingua in suo coro, questa lingua di identità sua. Io che sono sardo che mi intende ne fa niente su sardo. Non può tornare, sono sardo, e tantisco dove balla sese, dove la posese. No, invece si va da su sardo, sia da strino, sia capitaneso, dove che sia. I schimbos che è sardo. Questa è la raina nostra, della società e di ogni popolo, che rende adesso sonore del popolo e che rende una dignità. E poi queste cose sono tutte legate a queste altre cose che abbiamo detto, la poesia improvvisata, la cultura sarda, cosa che commentando Peppe giustamente, purtroppo in queste origlie devono pensare noi entriamo ancora questa dottrina nostra e noi alle scritte se canto siamo grandi o fare questa cosa tentando di spiegare in queste scuole i testi questa cultura nostra se voi siamo improvvisati a burro se voi siamo coloresa se voi siamo capitanesa io non che bisogno e mi fa che spiegare sono rappresentante della repentina ma in queste scuole poi non si fa di queste cose nostre. Poi tanto da fischire che Leopardi si è sposta a piangere con Silvia e noi schimmo e non deve fischire che invece si vuole un mosso a pianto con Giuseppe. Ma il testo sta Silvia mezzo su dei guda più bella vita tenere in più. Sai, queste cose che noi dobbiamo intendere su coro, noi solo quando devo a volte sentendo io a boioso dei partiti che come senare, dei independentistas facendo il suo discorso in italiano, mi fa che gana male. No, è vero, non sul curso sono indipendentista, non accetto il discorso che noi dobbiamo scambiare e se non comprendiamo il discorso a essere fiero di noi e tutti, di tutto su che teniamo, non dobbiamo sbrigonzarci, detta, denuda e deve partire da tutto, su come andate a essere mamma e il suo babbo, su hai dato questa lingua vostra, a suo sfizzolo vostro, che il mezzo è sto suo contrario con un grasso per poter spentire e si chiede sempre ma ancora a volte per il gusto un'altra cosa manna che è succedendo prossimamente male dessa poesia improvvisata più di altre cose non solo che non si deve vedere in solo giornali che non devo capire una cosa che sono giornalista se quasi come che dimmano affrontare questo argomento che purtroppo non la conoscono e se cattano male fai danno in sardo pure è spogusso. Ma se non si comincia a fare dare in queste trasmissioni televisive che hanno ornato che fanno in questo minestrone dei spettacoli che non si comprende si è scusa questa cultura sarda e si fa in italiano. La lingua italiana non si è unificata da chi l'ha nato tante, da chi l'ha posta in uso tante, no, manco quando si è unificato sul territorio italiano. Sa che ha fatto unificare di più la lingua italiana è stata questa televisione. E noi se questa televisione sarda se abbiamo fatto di più su sardo vedi stato con un messaggio questo poi ti arriva da soriglia di dottori e
però non si resiste, cioè andiamo noi, abbiamo avuto tantas occasioni di discutere con l'assessore della cultura, tutti sono d'accordo, tutti torneranno lì, oggi non si spalla se chiede il più. Grazie. Dovere del sardo, da parlare in sardo, come è nato un poeta. Chi con essa lingua e stranza in fuga non si presume a mentore, certamente. Anzi, il fa che comprendere la sazzetta e conta fuori steli. Dopo una tua sposa il Bernardo, si prepara il cantatore della chitarra che prima canta Nissolo. Posso io raccontare un fatto successo capitato in Baronia, in Villa Mia, in su periodo di guerra, che hanno visto il militare, che hanno in suo remedio di Oroselli, accampato, su su Cedrino, l'hanno pieno di tamburrana, di benzina, tutto, no? E quindi questo soldato che va via dei guardie sul deposito e sappa. E poverino, tanto su fame più vitti. E dai sul deposito capito in alto, no? Come ti dia un fumo, pensai a in questo un pochino di pane, un pochino di pane. E andai direttamente a questo poverino, domandai faccia la carità, e gai, no? Questo padrone d'uomo, per si fa che non pago da piente, tornare sul conto di Salimba, si è esposto a rifare in italiano. Che mangiate, perché tanto sacco un botto non parla rizzo. E poi io un attimo, madonna, ma ozio Giovanni, ma poi te posponete da fare in italiano, che è una vergogna. E va che quando si sono sentito da mandicare con canta e pane, a quello che vi rimproverando, che poi te mandate in italiano senza scrivere, gli va che ci faccia compagnia. No, grazie, l'ha comandato dopo Como.